Io sono Laurente Puceddu, sono iscritto in Orotteddi su 47 e ho cominciato a scrivere in lingua sarda su 1976 di annare sanno noi appunto sul primo premio di poesia in Ottieri e sul 79 ho pubblicato un LP in ara, se non mi sbaglio, che in cantonese, in lingua sarda, e noi ho usato la struttura della musica sarda per provare quest'opera. In 72 ho poi pubblicato questo editore Sanae, Sarvore Sorcineso. Ho pubblicato Mastro Taras in Papiros, ho pubblicato su Bella Sabonaura, Pippinida Siscazas Contos Proveduliu, la traduzione in lingua sarda del suo poeta armeno Varujan, Donna Mallena e come il vestito Nango, sempre che è editore con Dages. Ma su Bella Sabonaura intanto è un romanzo autobiografico, in cui si conta la realtà di una comunità che hanno sbagliato malattie di un certo tipo, gravi, usano o pensano sempre di servire di armaiarzas, di abberbos, de sorbisos e tutte queste cose. E ho potuto dimostrare invece che questo non solo inventos di una società che ormai non è espruso, ma che serviva a una società diversa, una società di noi si scienza arredato a sa gente, a sul malato, in questo caso la possibilità di sanare. Che abbiamo sanato come si dice su Bella Sabonaura, colanneli su Purereddu, di noi anche scolata a Madonna, il Lavras, infatti sì, non è sanato per questo, ma questo piccino è sanato dai solferro operatori di un professore. Sul paganesimo non serve a queste persone, né in termini fisici né in termini morali. O è solo la scienza può salvare gli uomini, quando si tratta di guardare delle malattie di un certo tipo. Sono abberbos, sarmaias, scartas, servivano solo per dare un'illusione, ma non servivano a nulla. E in questo romanzo io ho cercato di dimostrare, l'ho dimostrato, che solo la scienza può tornare alla vita. Sarvore Sorcineso è data di un emigrato e la tesi mia è che chiesi che vuoi dai sa terra sua e non guerra di sa terra sua era destinato a sa morte. Il protagonista di questo romanzo è morto, si è impiccato in un arbore sul canale Panama, che non aveva più la possibilità di tornare a sa comunità sua. Ma questa gana di morte l'hanno galuoe sui emigrati, sui disamparati che sono in Sardegna. Tutti quelli che io conosco, che ho conosciuto dai Pacu, che vivono in Germania, che vivono in altri luoghi dell'Europa, hanno questa gana di tornare che si intendono in tre anima mortos. Cioè hanno perduto la recrina, hanno perduto, in sostanza hanno perduto tutto. Il protagonista del suo romanzo è morto che non poteva tornare e non poteva stare più scontato che Nemoso, se no per esse magari non si è morto realmente, però è stato morto in s'anima. Io penso
che sono soldados che sono andati a guerra europea, namos che hanno perduto la vita abilitatamente, come teniamo in Orottelli, che ha un senso, che ha veramente che era un risultato in questa guerra, cioè un re, los ammuttitos, questi giovani, che sono proprio marsaios e pastores, e los ha fatto guerrare contro un nemico che sono manco conosciano. E questa cosa bella, anzi lezza, è che questo soldato ha guerrato che non schiena manco proitte in guerrande. Quindi secondo me questa guerra è servita solo a dare sofferenze a Sardegna. No, vuoi seguire, magari riferimento a questa situazione di oggi? Beh, oggi possiamo narrare questa cosa della guerra europea, che è andata a fuori a guerrare in Afghanistan, in altri luoghi del mondo, vive questa stessa esperienza, che non ha differenza, che questi sono volontari, sono dei se invece sono obbligati a andare. Se non sono stati obbligati, sono sicuro che non vengono andati. La Sardegna di oggi è una Sardegna che noi solvido ha vinto, non va presamento. In Donna Mallena solvido è servito a superare la sofferenza di questa femmina manna, del suo romanzo, una femmina coraggiosa. E solvido è servito per la comunità, per dimenticare questa tragedia, questa traschia che è successa a questa giovane che è stata violata da un uomo che non chissà essere stata d'accordo. Noi osserviamo per i sarbi da nostra scomo, in particolare i giovani che sono nasciti nei 70, nei 80, si li domanda se questa storia della Sarbia di Soro noi non per nulla. E si è trovato che noi non per nulla, che era nato che solvido, si smentico a 20. Usare la prosa e la poesia in suo romanzo per me è importante, perché questa poesia mi dà la possibilità di espressare i sentimenti di questo momento di questa persona che è descritta in suo romanzo. Salve Rossinello, per esempio, il suo sottotitolo è Romanzo e poesia. Ma questo sistema io lo uso in tutti i romanzi. In momenti che è necessaria la poesia per manifestare i sentimenti più belli che ha un uomo o che ha una femmina, insomma. La poesia è importante e il suo romanzo, me non sono d'accordo che il suo romanzo va per lirica, che dà la possibilità al suo lettore di comprendere in modo più perfetto l'interiorità di questa persona, su chi pensa, su chi sente, su chi desidera, su chi bramata. La poesia serve proprio in questo momento che la prosa non è più sufficiente a narrare, a contare le cose, a contare i sentimenti.